Siamo una squadra fortissimi, con giocatori fantastici, e non vogliamo perdere, per fare figure e merda. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Allora, parliamo della partita amichevole tra il nostro Napoli e il Liverpool, che è finita per 3-0 per il Napoli, grande Napoli. Ovviamente è un amichevole, non vi esaltate, non ci esaltiamo tutti quanti. Per chi ha visto la partita, perché non tutti hanno potuto vedere la partita, abbiamo visto che non c'erano dei giocatori titolari sia al Liverpool che al nostro Napoli, pure da noi non c'erano titolari. Comunque è piaciuto tanto la prestazione, anche il risultato, perché 3-0 di sicuro non è che una cosa che si ripete tutti gli anni o sempre, vincere con il Liverpool i campioni in carica d'Europa per un risultato così. Allora, mi è piaciuta la prestazione, poi il risultato è finito 3-0 abbondante con il gol di Insigne e Milik il primo tempo, e nel secondo tempo ha fatto con la Min. Allora, Insigne questa sera veramente fenomenale, cioè veramente ha fatto il suo, mi è piaciuto tanto. Secondo me lo metto come migliore, perché ha fornito assist per Milik, che ha fatto un grandissimo gol, bellissimo il primo gol di Insigne, che la butta nell'angolino, veramente un bel gol dove Mignolet non può arrivare. Poi fornisce l'assist per Milik, che Milik di scivolata la butta dentro. Il terzo gol, Amin, un po' di fortuna dopo il dribbling di Lorenzo, sempre che lo butta un altro tiro a giro verso il set. Poi si trova Amin là e fa il 3-0. Mi è piaciuto il cambio di gioco degli esterni, perché veramente il Napoli, quando faceva il cambio di gioco, metteva in difficoltà il Liverpool non riusciva a stare dietro alla velocità del Napoli. Poi il fraseggio della difesa da dietro, partendo al centrocampo e andando in avanti. Mi è piaciuto tanto il possesso palla, il cross dell'esterno e il taglio del giocatore che si inseriva, a volte Insigne, a volte Callecon, a volte Verdi. Cioè, Milik è vero non abbia fatto tantissimo, ha fatto il gol e si è visto pochissimo. Poi Insigne, gli esterni Insigne e Verdi hanno fatto una grande partita, secondo me, anche al centrocampo, come la difesa. Manolas non ha fatto passare nessuno. Poi anche nel secondo tempo anche Chiriches è entrato bene. Ovviamente ve lo ripeto, è solo un amichevole. Se si continua su queste prestazioni vedremo dei risultati soddisfacenti, di sicuro, perché abbiamo fatto veramente una bella prestazione, una bella gara, e ci siamo portati un risultato per 3-0 sul Liverpool. Un risultato che nessuno si aspettava, ci davano sfavoriti tutti quanti, di sicuro. Invece, peccato per questo. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti di questa partita, chi l'ha visto ovviamente, se vi aspettavate un risultato del genere, di sicuro no. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Buona serata a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolese.